Il lockdown è ancora, in seguito al Covid, non hanno fermato le attività dell'Agenzia delle Dogane. Roberto Chiara, direttore regionale, sequestri soprattutto di droga, quanto? I sequestri di droga sono stati effettuati soprattutto a seguito di passeggeri in arrivo, soprattutto presso diciamo, gli aeroporti della Sardegna. Quindi sono quantitativi magari ripetuti ma piccoli, ovviamente non abbiamo avuto un sequestro che ne so, massiccio, però l'attività viene svolta quotidianamente, soprattutto nel periodo estivo dove c'è un maggior traffico di passeggeri, e spesso abbiamo avuto dei sequestri di droga che era occultata nei bagagli dei passeggeri, oppure come è successo adesso nel 2022 ad Alghero, con degli ovulatori che sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane in arrivo, e quindi sono stati fatti questi sequestri che nel caso degli ovulatori ovviamente non possono essere sequestri massicci perché come dire, non sono nel corpo dell'ovulatore, però sono attività che vengono svolte costantemente perché c'è un presidio costante durante tutta la nostra attività per verificare l'eventuale accesso ovviamente non Ecco, consentito. quindi la droga viaggia soprattutto d'estate verso la Sardegna. Viaggia a seguito dei Soprattutto? passeggeri, diciamo Quali che stupefacenti soprattutto? cocaina, marijuana, queste sono le due tipologie. Vorrei segnalare che noi facciamo un servizio come Agenzia delle Dogane, il laboratorio chimico delle dogane, per tutte le forze dell'ordine. Qualsiasi sequestro che viene fatto sull'isola viene poi, per identificare la tipologia di stupefacente, viene inviato qui al laboratorio chimico di Cagliari, dove vengono effettuati i controlli, e per tutte le forze dell'ordine. Ecco, tornando appunto sulla droga, Roberto Chiara, quindi cocaina, marijuana, c'è di tutto. Il fatto che arrivi Droga sintetica, insomma ci sono tutte le tipologie. il fatto che arrivi d'estate non è sempre per uso personale, poi è anche per spacciare. Sì, allora, quando parliamo di ovulatori ovviamente è per spacciare, c'è anche i corrieri che portano questo stupefacente soprattutto ovviamente per spacciare, ma ripeto, il fenomeno è sempre molto localizzato, non c'è un fenomeno come dire, di un sequestro massivo come è successo ad esempio a Livorno. Qualche anno fa abbiamo sequestrato 3 tonnellate e mezzo di cocaina, ma non, Invece le quantità sarde sono sempre minori, almeno quelle intercettate. Poi ci sono delle realtà nel territorio. C'è qualche dato sul 2021? Dati non ne ho adesso a disposizione, però magari mi riservo di fornirli. L'altro aspetto che, ripeto, torno a ribadire, a volte noi abbiamo la Guardia di Finanza sul territorio che ha la competenza sequestra piantagioni di marijuana, e noi facciamo i controlli per vedere esattamente che tipo di droga si tratta. Quindi non svolgiamo solo un'attività istituzionale ai confini, ma aiutiamo anche le altre forze dell'ordine a poter svolgere le loro attività investigative, identificando tramite i nostri laboratori quello che è. Questione invece dei sequestri legati alle normative Covid, mascherine per esempio? Sì, nel 2021 abbiamo avuto sequestri limitati, non abbiamo avuto per fortuna grosse problematiche, più ne abbiamo avuto nel 2020, abbiamo avuto un paio di sequestri più sostanziosi, diciamo, come materiale. Dove sono avvenuti i sequestri? Nella zona del Nord Sardegna. Quindi portavano mascherine non certificate? Mascherine che non erano certificate, mascherine che non erano a norma. Per rivenderle poi nel mercato nero? Ma no, non è che il mercato purtroppo ufficiale, all'inizio abbiamo avuto questo tipo di problema, poi è chiaro che questo tipo di attenzione dell'agenzia è sempre presente, e all'inizio, come in tutte le situazioni di criticità, c'è sempre come dire, qualcuno che cerca di approfittarne. Poi ovviamente i controlli diventano sempre più stretti. Devo dire che ultimamente non abbiamo avuto su tutto il territorio nazionale delle situazioni distorsive come all'inizio. Questione in ultimo dedicata ai turisti furbetti, ai turisti ladri delle unicità sarde. Qualche dato ci serve? Allora, il dato poi illustrerò nell'ambito della conferenza, siamo nell'ordine di almeno un centinaio di chili nella zona del Nord Sardegna di sabbia, ciotoli, corallo e altro sequestrati
sui litorali sardi. Noi siamo impegnatissimi insieme alla Regione Sardegna, perché applichiamo norme della Regione Sardegna, a cercare di limitare il fenomeno. Devo dire che i risultati dello scorso anno sono stati buoni, nel senso che abbiamo svolto una campagna di prevenzione su tutti i mezzi di comunicazione, persino sui traghetti, ma c'erano i nostri spot per cercare di convincere i turisti a non portare via materiale che poi crea un danno alla natura. Eppure c'è chi continua a sbagliare, i numeri sono alti, 100 kg Nord Sardegna, Sud Sardegna un po' meno, dati? se non ricordo male siamo nell'ordine di una trentina di chili, sì, i numeri sono alti, però tenga conto che prima forse lo erano anche di più. In tutti i casi sono scattate le multe. Multe da 500 a 3.000 euro, quindi comunque le multe sono anche salate ovviamente rispetto alla situazione, sono quindi dei deterrenti insieme all'informazione, perché qui si parla di cultura anche qui dell'ambiente. Se tutti portassimo via un po' di sabbia, come è successo allo spiaggia di Budelli, era rosa. I controlli nell'estate 2022 saranno sempre serrati? Sì, saremo sempre serrati, avremo anche più personale a disposizione, quindi sicuramente fronteggeremo questo fenomeno. Sì.